Sono oltre 85.000 nel Veneto i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, non in regola con l'obbligo vaccinale istituito nel 2017 dal ministro Beatrice Lorenzin. Di questi più di 22.000 sono in età prescolare e dovrebbero quindi a norma di legge essere esclusi dall'accesso a nidi e scuole materne. Il profilo di soggetto inadempiente, ricordano dalla Regione che ha diffuso i dati aggiornati al 3 maggio, non coincide con quello di soggetto non vaccinato o addirittura contrario alle vaccinazioni, ma spesso è solo qualcuno in ritardo col calendario previsto. Il 25,6% di chi non è in regola ha infatti già fissato un appuntamento alla relativa ULSS, percentuale che sale al 35,2% per bambini al di sotto dei 6 anni. Tra questi ultimi sono dunque circa 14.000 quelli che non hanno né le carte in regola né un appuntamento col medico. Quando la Regione ha emanato un decreto, poi bocciato, per consentire a tutti di terminare l'anno scolastico, ricorda il governatore Luca Zaia, siamo stati accusati di essere antivaccinisti. Ora, tra una proroga e l'altra, si sta arrivando allo stesso risultato. Mi hanno dato dell'untore. La verità è che nella legge Lorenzin dai 0 ai 6 anni, e quindi alla scuola dell'infanzia, se non sei vaccinato il bimbo deve essere messo in strada. Da 6 a 16 anni, se non sei vaccinato, puoi tranquillamente continuare ad andare a scuola. Quindi se non è un problema da 6 a 16 anni andare a scuola da non vaccinati, non capisco perché lo debba essere per i bimbi piccoli. Portiamo questi bimbi a fine anno scolastico, la si chiuda così, dopodiché a settembre si deciderà nelle iscrizioni. Io non sono contro i vaccini, la vaccinazione, però penso che questa modalità non aiuti a crescere nella consapevolezza, ma crei muro contro muro. Non mi risulta che in altre regioni, chiosa il presidente Veneto, si stiano mandando i carabinieri negli asili per buttare fuori i bimbi non vaccinati. A me risulta che il dibattito ci sia qui perché noi siamo sempre ligi all'applicazione della legge, delle regole, però la verità è che poi in giro per l'Italia mi sembra che questo dibattito non sia assolutamente così importante come qui da noi.